Profondamente commossa, addolorata, costernata, ma anche profondamente arrabbiata, dedico questo spazio a tutte quelle donne che oggi non ci sono più, a tutte quelle donne che non possono più parlare, che non possono più respirare, che non possono più realizzare i propri sogni, per mano di un aguzzino che ha deciso quando interrompere la vita. Sto parlando dell'ultimo caso di cronaca, quello di Daniela, una donna di 50 anni massacrata di coltellate, a distanza di solo un anno dall'omicidio di Sara Campanella, la ragazzina uccisa per opera di un coetaneo, solo perché l'ha rifiutato. Ad oggi, tra i numeri, purtroppo tra le statistiche, c'è una persona, c'è un'altra donna, c'è Daniela che nella fattispecie ho avuto il piacere di conoscere, di incontrare, di frequentare, ed è inutile dire che era una donna piena di sogni, piena di desideri, che aveva voglia di gioire, di vivere, e che tutto questo le è stato negato. Era prossima a diventare nonna, non ha potuto nemmeno conoscere e godersi il suo nipotino. Daniela è stata uccisa dopo diverse segnalazioni da molteplici coltellate da parte del suo ex compagno, solo perché gli aveva perpetrato un rifiuto. Incredibile la rabbia che si possa provare in questi casi, un fallimento dell'umanità, della società. Da un punto di vista strettamente psicologico, vorrei rintracciare quelli che potrebbero essere i fattori predittivi di una possibile violenza. E allora subito distinguo il desiderio di controllo e la possessività peculiare di alcuni uomini. Quindi il fatto che la donna oggi sia indipendente, che sia libera, va a minacciare la fragile identità maschile, generando una forma di rabbia, di rivendicazione nei confronti della donna. Possibili tratti di personalità disfunzionali, andiamo a vedere i tratti di personalità narcisistica o tratti di personalità borderline. Nel caso del disturbo narcisistico, dei tratti di personalità narcisistica, vediamo l'impossibilità di elaborare il rifiuto, la disconferma, la frustrazione. Determinati uomini, determinati maschi non sono abituati ai no, non sono abituati alle disconferme, quindi l'io ne risente e sente il desiderio di rivendicazione. Nel caso del disturbo borderline, l'incapacità di accogliere l'abbandono. Un terzo elemento importante, la mascolinità tossica vigente in quelle famiglie patriarcali, dove l'uomo comanda e la donna deve seguire, modelli vecchi ormai superati. Quarto elemento, esperienze pregresse e traumatiche non sufficientemente elaborate. Quinto elemento, cattiva gestione della rabbia. Ecco, questi potrebbero essere un po' gli elementi principali che potrebbero far scaturire una forma, diciamo, di disapprovazione, di disconferma nel maschio e quindi il possibile sviluppo di tragedie. Come riconoscerli? Come agire? Diciamo che nella fattispecie erano stati fatti notare, c'erano state diverse denunce, però alle prime avvisaglie di violenza psicologica, verbale, fisica, non normalizzate, non ritenete normale quello che succede, perché la squalifica, la disconferma, l'umiliazione non sono amore. Il controllo, il monitoraggio della persona non fanno parte dell'amore. Quindi riconoscere questi segnali e soprattutto riconoscere anche la propria vulnerabilità nel saper gestire queste cose, nel saperle accogliere, gestire ed affrontare. Non restate sole, parlate, il silenzio non aiuta.